Si sono dati appuntamento in stazione a Conegliano per regolare una questione amorosa, la rivalità per una ragazza, ma l'incontro è finito con una rapina. Soldi, scarpe, vestiti. Il video della refurtiva è stato postato su Instagram con un titolo eloquente: 300 euro di roba in 30 minuti più cash. Quello che fa più impressione è l'età dei protagonisti dell'episodio, accaduto poco più di un mese fa, il 28 luglio. Quindicenni le due vittime, un italiano e un moldavo arrivati in treno da Pordenone. Quindicenni, 3 rapinatori, stranieri di seconda generazione, residenti tra Godega di Sant'Urbano e Orsago, armati di coltello, tirapugni, addirittura un taser, una pistola elettrica che non hanno esitato a puntare al petto dei malcapitati. Sotto minaccia si sono fatti consegnare i soldi che avevano con loro, 25 euro, una felpa e delle scarpe da ginnastica firmate, lasciando scalzo e a torso nudo uno dei coetanei rapinati. Quindi se ne sono andati. Ai due minorenni non è rimasto altro da fare che chiamare il 113. Sul posto, dal commissariato di polizia, sono subito accorse le volanti. 2 bulli sono stati rintracciati dagli agenti poco lontano, un terzo aveva già fatto in tempo a salire su un treno e andarsene. Grazie alle testimonianze delle vittime e ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, la dinamica dei fatti è stata ricostruita e il terzetto denunciato a piede libero alla Procura dei minori di Venezia per rapina in concorso. Un fatto, dice lo specialista, che lascia perplessi su diversi piani. Ci sono aspetti violenti, ci sono aspetti di questo fatto che ci fanno riflettere anche sul senso di rispetto e il senso dell'altro, no? Che è molto importante sia in psicologia ma anche proprio per costruire un tessuto sociale che evidentemente può darsi che non ci sia stato alle spalle di questi ragazzi. E poi l'esibizione della refurtiva sui social. Bisogna sempre parlare di tratti narcisistici, questi giovani che compiono questi reati e che in qualche modo già scivolano all'interno di una deviazione da un punto di vista sociale, comunque hanno un aspetto di grandiosità, per cui tendono a esibirlo, e questo è un grave fatto che va curato.